L'Assemblea regionale siciliana approva la nuova legge sui parchi in Sicilia che era stata proposta dall'assessore al territorio e ambiente Giusy Savarino. Con questa normativa finalmente la Sicilia avrà una sua governance. La norma approvata oggi dall'Assemblea regionale siciliana rappresenta una svolta per i parchi regionali. Finalmente diamo a essi una prospettiva di ampio respiro, gettiamo le basi per dotarli di una governance dedicata. Abbiamo messo ordine a una stratificazione di norme che aveva ingessato i parchi, un passo importante verso la valorizzazione e una gestione solida degli enti che guardi al futuro per sviluppare le enormi potenzialità del nostro patrimonio naturale. Questo quanto dichiarato dall'assessore regionale al territorio e ambiente l'agrigentina Giusy Savarino dopo il via libera del Parlamento regionale alla norma proposta dall'assessorato che riforma le precedenti non più attuali disposizioni di legge sulla nomina dei vertici degli enti parco regionali. La nuova normativa prevede che la direzione venga affidata dall'assessore al territorio e ambiente attingendo all'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco istituito presso lo stesso assessorato con apposito decreto assessoriale che stabilisce le modalità e i criteri della selezione. Nelle more della formazione dell'elenco degli idonei, la direzione degli enti sarà affidata ai direttori reggenti. Per l'individuazione di tali figure, la nuova normativa elimina la necessità di rivolgere a profili dirigenziali non più esistenti tra i ruoli regionali e consentirà così di distribuire l'incarico ai dirigenti in quiescenza nel rispetto della normativa vigente.